Bentrovati amici sportivi, genitori e appassionati di calcio giovanile. Come al solito Claudio Costanzo ai microfoni della Wisport SD vi racconterà della quarta giornata del campionato di allievi regionali Girone C di fronte il Città di Messina contro il Junior Club Curcuraci. Giallorossi e il presidente reduci da una storica vittoria sul campo del Ciccino Micale hanno superato i pari età della Free Time per 4-0, reduci invece da una sconfitta i ragazzi di mister Giovanni Di Foti che hanno dovuto soccombere per 3-1 alla Promo Sport Barcellona nello scorso turno. Qui soliti riti con le formazioni che si schierano in campo e salutano la folta cornice di pubblico che come al solito riempie gli spalti in questa soleggiata mattina domenicale. Qui i due capitani si scambiano la solita stretta di mano prima di passare con l'ausilio delle nostre immagini alle ostilità. Si stringono qua a cerchio i ragazzi di mister Cosimini per darsi la carica per poter, chissà, raggiungere la quarta vittoria consecutiva che li proietterebbe ancora più in alto in classifica. Intanto possiamo cominciare, sarà il Junior Club Curcuraci in divisa giallo-blu a giocare questo primo pallone da sinistra verso destra ai vostri videoschermi. Risponde il Città di Messina in divisa fluo. Pensieroso mister Cosimini. Vediamo, inquadrato anche qui Mario Cambria, vecchia conoscenza delle nostre videocamere. La prima occasione è proprio per il Città di Messina con questo spiovente dentro sul quale arriva un difensore del Curcuraci. La palla viene messa dentro, però la parata di D'Amore che la leva praticamente dalla porta sul colpo di testa di Giordano. Che colpo di rene del giovane classe 2000 estremo difensore del Curcuraci. Cerca di rispondere all'altro lato proprio la formazione di Giovanni Foti con Cambria che prova la triangolazione, si accentra al suo solito, Mario Cambria va col mancino, contrato da capo di vento, il suo sinistro termina in calcio d'angolo. Dall'altro lato si va a vedere il Città con Presti che ci prova col destro in due tempi, però fa solo la sfera d'amore e poi allontana Foti per il Junior Club Curcuraci. Qui però ci prova Arena al suo solito, rientra dal binario mancino, calcia col destro ma centra la traversa. Qui però errore in fase di disimpegno il Città di Messina, prova ad avventarsi sul pallone Cambria che viene atterrato, episodio dubbio, lascia correre il direttore di gara e rivediamo con la nostra Moviola che è finito in un sandwich di difensori avversari, il giovane classe 2001. Qui però il Città di Messina ci prova ancora con Arena, questa volta è sballato il suo destro. Vediamo se ci sarà tempo ancora per un'ultima azione. Non è così, duplice fischio del direttore di gara, termina 0-0 una prima frazione di gioco piuttosto contrata tra le due giovani squadre che si sono comunque sfidate a viso aperto, entrambe vogliose di portare a casa 3 punti. Tanto passiamo con l'ausilio delle nostre immagini alla seconda frazione di gioco, subito cambio nelle file del Città di Messina, entra Francesco Spoto, il match winner della scorsa giornata, vediamo se si saprà quest'oggi confermare. Qui Presti appoggia il pallone per Arena che come al solito va via sul binario mancino, salta netto un avversario, mette dentro proprio per Spoto che si divora il gol dell'1-0, calcia alto col mancino, il numero 18 ne è entrato. Inquadrata qua anche la dirigenza del Città di Messina, il presidente Lorè, il direttore Cardullo e il mister degli allievi provinciali Alberto Grio. Qui ci prova invece con il numero 10 D'Amico, termina largo il suo mancino, calcio d'angolo del Città di Messina affidato a Anthony Arena che mette il pallone in mezzo, svetta Presti, impassibile d'amore, il Città di Messina passa in vantaggio con il terzo tempo perfetto sul primo palo del proprio numero 9 Presti. Vediamo quanto stacca il giovane attaccante del Città di Messina che poi nemmeno a dirlo va a esultare come Paul Pogba con il proprio compagno di classe Maisano. Per la gioia del presidente Lorè, Cardullo inquadrati, ancora qualcosa da dire però ai suoi mister Cosimini. Qui Arena però ha una grande azione, grande anche il recupero difensivo del terzino del Junior Club Curcuraci. Secondo cambio, tanto nelle file del Città di Messina esce proprio D'Amico per far spazio al proprio compagno Mannino. Intanto però il Junior Club Curcuraci prova a farsi vedere in avanti, la palla in verticale, entra in area il proprio attaccante, atterrato da capo di vento, lascia correre il difensore di gara e forse anche qui c'erano gli estremi per un calcio di rigore. Ancora qualcosa da dire il capitano del Junior Club Curcuraci all'arbitro, però gli dice che per lui non c'era stato nulla. Cambria però qui passa sul pallone, va proprio Foti col destro, Merlino si fa trovare pronto e coi pugni smanaccia, forse si fa anche male l'estremo difensore del Città di Messina. Intanto entra Spoto, rimpallato 2 volte il pallone, termina sul destro di Maisano
che ci prova, strozza un po' il tiro e termina abbondantemente al lato della porta difesa da D'Amore. Altro cambio nelle file del Città di Messina, entra Mannino, esce Arena, scusate era stato Currò in precedenza a prendere il posto di D'Amico. Qui altro pallone in mezzo sul quale non arriva Maisano. Città di Messina ora ha molto spazio per colpire il Curcuraci in contropiede, che però è ancora vivo. Altro spiovente in mezzo, D'Amore fa il suo tranquillamente il pallone. Qui ci prova nel finale le squadre di Giovanni Foti, contrario il destro del proprio attaccante, e poi Merlino puntuale con la follia che lo contraddistingue in uscita bassa, mette in auto. Qui spazio per il Città di Messina in contropiede con Presti che va via sull'auto di destra, mette dentro per Maisano che va ancora col destro ma riesce ad allontanare la difesa del Junior Club Curcuraci. Qui ancora Maisano, splendido il pallone per Spoto che non stoppa bene, si dispera il numero 18. Ultima occasione qui per il Curcuraci che ci prova a chiudere in avanti, allontana la difesa del Città di Messina e terminerà così la partita. Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Giuseppe Cosimini, questa volta per 1-0, questa volta molto più sofferta, meno brillanti i ragazzi del presidente Lorè, complice anche la caratura dell'avversario. Comunque sono 4-4 e allora come al solito vi lasciamo con le immagini dei ragazzi che vanno a festeggiare sotto il proprio gruppo Ultras Genitori. Da Claudio Costanzo per le telecamere e la Sport è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.